Roma. Cos'è? Un'anatra! Oh, che figata! Oh no! No, aspetta, forse un camaleone. No, guarda! Guarda! È greggio! No, dai, rifai. Dai. Rifai, cara. Sì, Oh, sì. Le taglio. Dopo questo ci sta dietro le quinte. De Maris, come De Maris? E tu chi è che vai a cavare? De Maris! Dai, oh! Dai, forza che va giù a uscire. Dai, vai. Sì, ma non posso lavorare così io però. Sì, ma non mi Hai rispondi, ragione. ti faccio una domanda. Ma non devo rispondere, io devo stare zitto. Ho capito, Io ma allora penso parlo sì, da sì. sola. Ma parlo da sola allora. Vento, l'economia sarà dura che ritorni. Che ritorni. Dove era andata? E li ha comprati i schiatori! Vai tu davanti e dici. Io sotto posso? Sì, va bene. Sì, deve andarsi. Fammi un altro posto tu. Ma sei una faccia di merda, io sto rispondendo. Dio, latte! E che esatto, C'è dentro? Occhio! Chiudi con la cazzo di merda. Chiudi. No, non abbassare, chiudi proprio. No, chiudi. Oh, io penso di un bambino, Chiudi. Buono, basta! Guzza! No, vuoi metterlo auricolare? Sì, vabbè, però non rompo i coglioni. Dai Pier Giorgio, ha trovato difficoltà in questo ruolo da protagonista? Beh, devo dire che la difficoltà è stata molto elevata, soprattutto perché ruoli del genere non li facevo da quando interpretavo... Ma no! No, non è vero. Soprattutto quando ho interpretato Mastro Geppetto. Anche dal tempo quando facevo Mastro Geppetto nel cast di Pinocchio. Che difficoltà ha incontrato nell'entrare nel personaggio? Guarda che vengono gli addominali. Bianchetto. Sì? Ma no! Bianchetto! Dai, vai, Bianchetta che te. Ho piazzato del ben qui a... Ha incontrato... Quando ho interpretato Mastro Geppetto nel film di Pinocchio nel culo. Mi ricordi quel film lì? Ma anche Anche quello Medesimarsi, bisogna medesimarsi. Che cazzo è questo cellulare? io mulo, noi stiamo cercando di fare i seri qua. Bisognava immedesimarsi proprio nella scena del bambino che era vecchio. Ma Dio cane! Allora come va con le ragazze Pinocchio? Hai smussato il tuo uccello? Stare come magari una vecchietta che alla fine non riesce bene a distinguere la differenza tra euro e lire, no? Dio che cazzo!